Sono pronta, diciamo che sì, me lo aspettavo, visto anche gli ultimi movimenti che ci sono stati durante la campagna elettorale nell'ultima settimana, quindi eravamo pronti. Una corsa al ballottaggio secondo aspettative, parole di Antonella Trevisan, 43 anni, la sfidante del centrodestra per la poltrona sindaco di Mira, che forte del suo 25,40% di preferenze ottenute si dice pronta per la sfida con il ballottante del centrosinistra, Marco Dori. Io voglio dire alla comunità di Mira che se dovessero vincere Marco Dori e quindi Marco Dori dovesse diventare il sindaco, si porterebbe in consiglio comunale 11 consiglieri del PD come 30 anni fa. Quindi non credo che Mira in questo momento si possa permettere di tornare indietro. Chiaro il suo messaggio agli elettori in vista di nuovi apparentamenti. Noi dialoghiamo con tutti, ma soprattutto dialoghiamo continuamente e costantemente con i nostri cittadini. L'importante è proprio capire cosa loro vogliono. Dobbiamo guardare al futuro e noi siamo il vero cambiamento per il futuro di Mira.